Indubbiamente, anche se viviamo in un'epoca piena di problemi, la guerra che sta continuando in Ucraina, il Covid che l'abbiamo appena passato per fortuna, ma speriamo che sia finito veramente, e tante altre preoccupazioni che abbiamo, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, non è un bellissimo momento, però ci sono anche tante cose positive. Una di queste è l'avvio proprio di un bando di gara per realizzare il trasporto Hyperloop. Tra l'altro le riprese che vedete, il credit sono del sito della Hyperloop, che è la società partecipata di Elon Musk, quella che vuole fare l'alta velocità all'interno di condotti, dove ci saranno appunto delle capsule che potranno portare sia diciamo merci ma anche persone ad altissima velocità. E la regione del Veneto, c'è proprio il comunicato che è arrivato ieri da parte appunto della regione, che ve lo leggo. Ecco, il Veneto, prosegue il Presidente, è la prima regione in Italia, fra le prime nel continente, a progettare la fattibilità di un sistema di trasporto di merci e in futuro anche di persone attraverso un grande condotto nel quale viaggeranno capsule isolate dall'esterno, spinte attraverso sistemi di propulsione e sospensione garantite dalla levitazione magnetica, mantenendo la differenza di pressione con l'esterno. Sarà possibile raggiungere in sicurezza e velocità finora mai sperimentate dai tradizionali sistemi di trasporto. E l'iter appunto è stato avviato il 16 marzo 2022, c'è la stazione appaltante, il CAV, e praticamente i soggetti che parteciperanno a questa prima progettazione è la Voibuit SPA e la Leonardo SPA. E la tratta che dovrebbe essere realizzata partirebbe da Padova Est, se abbiamo capito bene dal comunicato, fino al porto di Venezia. Beh, che dire, allora, quando c'è stata la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale in Inghilterra, i contadini spaccavano le rotaie del treno perché spaventavano le vacche. In tempi recenti avevamo i geni che erano contro al Mose e abbiamo visto cos'era. Vedremo cosa si inventeranno per contrastare anche questa nuova, diciamo, realizzazione. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.